Ciao a tutti! Oggi presento la ricetta del braciolone col sugo siciliano, in dialetto ubruciulune. Partiamo dall'ingrediente principale, che è una bellissima fetta di manzo acquistata dal vostro macellaio di fiducia, il quale vi avrà dato sicuramente della carne trita sempre di manzo scelta. Aggiungiamo del caciocavallo siciliano grattato grossolanamente, 4 uova sode, 2 cipolle, un uovo che ci servirà per amalgamare il composto, della cipolla tritata, pangrattato, un trito di prezzemolo e delle fette di Bologna o a piacere di salame o di prosciutto cotto a secondo dei vostri gusti. Per il nostro ripieno innanzitutto prendiamo il nostro trito di manzo, io direi che così è sufficiente, circa un 500 grammi. Aggiungiamo il nostro uovo, un po' di caciocavallo, un po' di prezzemolo, un po' di pangrattato, a chi piace la mollica del pane anche messa a mollo nel latte, noi per far veloce facciamo così, un po' di sale e un po' di pepe. Aggiungiamo anche un po' della nostra cipolla tritata per dare sapore al nostro ripieno. Penso che così possa bastare. E iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo un altro uovo perché il ripieno mi sembra troppo asciutto. E mescoliamo un'altra volta. Ecco fatto il nostro ripieno del bruciolone. Mettiamo da parte un attimo il ripieno e andiamo a operare sulla bistecca di manzo. La mettiamo sul nostro tagliere e cerchiamo di battere la carne per allargarla leggermente. Una volta allargata e battuta la nostra fetta di carne di manzo, andiamo a preparare la farcia. Allora, noi utilizziamo innanzitutto delle fette di mortadella Bologna per renderla un po' più grassina, per rendere la farcia un po' più grassa e saporita. Poi andiamo a collocare la nostra farcia sopra alla fetta. Cerchiamo di farla con uno strato omogeneo e sottile, perché poi andrà arrotolata. Quando abbiamo finito di stendere la farcia sulla nostra fetta in uno strato ben sottile, possiamo spolverare ulteriormente con il nostro caciocavallo siciliano e andiamo a disporre all'interno le uova sode. Adesso vi insegno un trucco. Per non far scivolare le uova, tagliamo la testa e la coda. La parte più complicata, logicamente, per le casalinghe sarà arrotolare il braciolone. Lo giriamo in questo modo, spostiamo le nostre ovette, iniziamo da questo lato e avvolgiamo piano piano tutta la nostra fetta di braciolone. Questo è un signor braciolone, penso che per 6 persone possa bastare. Eccoci qua. Una volta arrotolato dobbiamo legarlo con lo spago. Iniziamo da questa parte e poi continuiamo fino a legare ben bene per non far uscire tutto il contenuto. Dopo aver arrotolato il nostro bruciolone,
Adesso andiamo ai fornelli. Eccoci ai fornelli, iniziamo a mettere un bel po' di olio di oliva sul fondo della nostra pentola. Facciamo scaldare bene l'olio. Aggiungiamo la restante cipolla tagliata a pezzettini piccoli. Facciamo soffriggere la nostra cipollina e intanto che soffrigge aggiungiamo il nostro bruciolone. Facciamo cuocere per qualche minuto, rosolare da tutti i lati. Una volta che avremo fatto rosolare tutto il nostro polpettone da tutte le parti, andiamo a coprirlo con un po' di vino rosso di Nero d'Avola e facciamo evaporare. Una volta evaporato il nostro vino, andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro. Un po' di sale e una punta di zucchero per correggere l'acidità del pomodoro. Copriamo e lasciamo cuocere per circa un'ora a fuoco moderato. Passata un'ora e un quarto abbiamo tolto il bruciolone dalla nostra pentola, abbiamo tolto lo spago che lo teneva unito. Adesso andiamo a tagliarlo a fette. Io uso il coltello elettrico per comodità. La salsina che è rimasta nella pentola è piatto da portata. E andiamo a disporre le nostre fette cercando di non romperle. Vedete che bello colorato? Metto un po' di salsina a completare il tutto. Questo è il nostro ottimo risultato di oggi. Consiglio vivamente a tutti di accompagnare questo piatto con un ottimo vino rosso siciliano, magari un Nero d'Avola come questo. Buon appetito a tutti!